Nuovo appuntamento con Io Compro Siciliano Live, ben trovati in questo giovedì particolare, tra l'altro il giovedì è il giorno anche perfetto per ricordarvi che alla sera c'è Sicily on Air con Vincenzo Canzone live dal Mob di Palermo, altro appuntamento, anzi fiore all'occhiello del palinsesto di Io Compro Siciliano. Quest'oggi si parla di stile e non solo, lo facciamo ritrovando Donna Amoni e diamo il benvenuto alla ospite che oggi ci accompagnerà, una delle sorelle che ha creato questo marchio. Lei è Rubina Vicari. Ciao Rubina. Buongiorno Eliana, ben Il cagnolino è trovata. tuo e del vicino? Come? Il cagnolino è tuo e del vicino? Mio, ne abbiamo una serie. Quanti Noi sono? andiamo un po' all'ingrosso, ne abbiamo 3 chihuahua più un Carlino che è il mio amore. Oh, Quindi che sono tanto piccoli chihuahua ma fanno una gamba aldoria. sì. A breve anche loro si riposeranno, mi auspico. Ci fanno compagnia. E a proposito di riposarsi, Rubina, per ora ci si sta riposando fin troppo se parliamo del mondo dell'abbigliamento, non tanto nella preparazione, perché ovviamente si va avanti nel produrre le nuove Sì, linee, ma più che altro per la vendita al dettaglio diretta. In questo momento da Palermo si ritorna oggi zona arancione e quindi si fa un passo in avanti, ma un po' in generale in tutta Italia quei colori non ci permettono neanche di pensare di ravvivare la nostra giornata regalandoci una bella t-shirt nuova, che anche quello aiuta a tirare a sull'umore. vivere meglio sicuramente, quindi siamo in attesa perché come ben sai siamo quasi pronti per il nostro salotto letterario che ovviamente accoglie tutto quello che è Amuni, quindi tutta la linea uomo, donna e bimbo Amuni. E diciamo che ci Tra l'altro possiamo stiamo anche fare un passo indietro, perdonami Rubina, perché sì, noi vai, diamo per scontato che tutti quanti abbiano seguito anche i precedenti appuntamenti, che conoscono la certo. storia. Il salotto letterario è solo l'ultimo passo da compiere in questo bel percorso di Donna Muni e della vostra famiglia, ma c'è una storia che vede queste sorelle che si ritrovano a farsi per regalo in occasione del compleanno di una delle 4 delle t-shirt tutte uguali e da lì poi è venuta fuori questo modo anche per superare le distanze, visto che non Esatto. tutte eravate nella stessa città, chi a Milano, chi a Palermo, e da queste t-shirt uguali sono venute fuori delle collezioni come quella che indossi che hanno caratterizzato il vostro brand, quindi un brand che mette tanto di donne, di famiglia, di Sì, Sicilia, di voglia di stare vicine e che oggi appunto si trasformerà in questo salotto letterario dove si potrà consumare sicuramente immagino del tè o chi vuole che cosa caffè, preferisce, caffè. aperitivo, pranzo, cena, tutto quello che Esatto, vuoi. tutto quello che però non si può Eh, fare seduti al tavolo. sì, esatto. Tutto quello che immaginiamo, che al momento non possiamo, ovviamente, Tutto quello lo che stiamo potremo fare. desiderando. Tutto quello che stiamo Sì, desiderando, in più si infatti. possono però acquistare ovviamente anche i prodotti del brand, che nel frattempo è partito Mm. dalle t-shirt al femminile, ma poi si è espanso, come Sì. dicevi, all'uomo, al bimbo. Sì, ormai diciamo che vestiamo tutti, vestiamo chi è casual, chi vuole essere più elegante, ci siamo un po' espanse da questo punto di vista. Le t-shirt diciamo che è il nostro core business aziendale, ma oggi, quest'anno abbiamo realizzato anche le polo, quindi la polo uomo e donna, sia manica lunga che manica corta. Aspetta, ma la Polo non ha il taschino normalmente, o ce l'ha per mettere Aspetta, come si la fa? polo Amuni
ha il taschino, e per Ah, ok. quelli, per i siciliani, come dico io, più eccentrici, io sono tra queste, ovviamente, ci sarà un ricamo. Se tu nel taschino hai davanti, questa sarà una delle sorprese che saranno all'interno del salotto, se tu nel taschino hai davanti il re di denari o la donna, dietro ti verrà ricamato questa donna, questo re, in maniera, diciamo, proprio piena, quei ricami che si facevano un po', tra virgolette, all'antica, quando le trovavamo nei lenzuoli delle Bellissimo. nonne siciliane. Abbiamo creato i kiwi, articolo che sta andando Dai, benissimo. Sì, è una cosa di cui vado fiera perché l'ho scelto idea io, tua? quindi sì, l'unica Stava a posso dire. Sandir, Rubina, stava a Sandir, perché precisare queste cose? E quindi siamo sempre in evoluzione. Poi abbiamo una donna Munì che non sa stare ferma, quindi possiamo dire così in anteprima per La chiamate che Rubina ci serve, ci deve raccontare un sacco di cose interessanti. Non potete per non chiamate Rubina in questo momento perché è soltanto avevo per me io messo compro non siciliano. disturbare, avevo messo poi non disturbare. Poi ti stavo dicendo, per gli amici di Io Compro Siciliano abbiamo una chicca in anteprima, visto che Donna Munì non può stare ferma, ha creato, sempre in evoluzione ma quasi pronti, un piccolo atelier dei bimbi di Donna Munì, o in siciliano Amori. i picciriddi di Donna Munì, Che funziona quelle ancora chicche. meglio, ti dico la verità. Lo so, però è giusto che rendiamo l'idea per tutti. Io Compro Siciliano è seguito da chiunque, quindi facciamo le piccole traduzioni che si apprezza sempre. Sì, sì, mettiamo i Ehm, sottotitoli al massimo, guarda. E quindi ormai abbiamo preso questa linea proprio dallo zero, dal neonato. Abbiamo avuto questa idea anche Ferragni, perché abbiamo. scansati che arrivano anche i neonati vestiti a Munì. Allora, ti dico la verità, Eh? abbiamo avuto in famiglia una nascita, quindi da lì, siccome come dico io è il principino di casa, da lì abbiamo avuto l'idea, abbiamo questo nostro modello, quindi è stata l'idea che è partita da lui. E poi Donna Munì, dico, la notte non dorme, di conseguenza l'abbiamo brevettata ormai, siamo su questa linea. Spero che vada bene perché, sai, a volte anche nelle occasioni che possano essere i battesimi oppure le prime comunioni, in questa fascia i bimbi vengono vestiti un po' come tipo dei bambolotti. Quindi Mhm. l'idea è di dare quel carattere, quella diversità che sappiamo che diciamo è l'elemento importante per Amunì, e quindi renderli eleganti, spiritosi, diversi dal solito bimbo con tutti i volà che girano. Perché purtroppo è anche così, a volte possono piacere, poi sono gusti, e quindi abbiamo creato questa linea che non sarà all'interno del salotto, ma sarà in un piccolo atelier proprio per i bimbi. Ah, Quindi tutto solo pensato per loro, bellissimo, bellissimo anche perché i bimbi si sentivano speciali portati in questo posto e così coccolati. attenzionati, coccolati. E allora, noi adesso vediamo il nostro spot piccolissimo di Io Compro Siciliano e poi vi facciamo vedere anche qualcosa di Donna Moni, perché ok, parlare, ok, sognare, però li vogliamo vedere. Fra poco su Io Compro Siciliano Live. www.iocomprosiciliano.com è il più grande portale del Made in Sicily e ovviamente Donna Muni la trovate anche sul nostro portale, ecco lì che trovate una selezione di alcuni prodotti, di quelli appunto che sta raccontando Rubina. Io ogni volta che parlo con te mi immagino questa riunione fra sorelle ogni volta che dovete decidere di lanciare un nuovo prodotto. Ti lascio immaginare anche perché
Io vorrei diciamo, esserci, te lo giuro, vorrei essere lì un moscerino da guarda, qualche parte ad ascoltare, a vedere le facce, a rinfacciare. Tu scapperesti. quella volta da piccola mi hai dato il diario e quindi adesso si fa come dico io, perché se no Allora, non siamo ti pari. prego, quella del diario io li leggevo sempre, perché sono la più grande, Ah-ah. quindi ne hanno da Leggevi i diari dire. delle altre? Sì, certo, Ma necessariamente. no, ma no, ma come? Eliana, è una necessità per i più grandi di sapere se tutto va bene, quindi non possiamo non controllare, capisci? Okay. Quindi Ma ogni tipo poi volta che andavi a c'è. riferire anche ai genitori No, no, oppure no, no? no, Si no. risolveva fra L'importante di è che voi? io avevo tutto sotto controllo, poi non facevo la spia, quello no. Questo Almeno posso, quello. Eh no, su se no oggi non questo sareste insieme a fare Donna Munì, su secondo me quello neanche sarei viva. Quindi. è bellissimo No. immaginare tutto questo. Però dai, guardiamo insieme questo video, vediamoli questi Ok, prodotti di con Donna piacere. Munì. Grazie. Ecco, così abbiamo visto un po' che poi abbiamo detto nasce Donna Munì, poi arriva l'uomo, ai bimbi e adesso anche ai neonati. Insomma, noi questo salotto letterario, questo salotto di Amunì lo aspettiamo e possiamo dare una data, perché in realtà qualche mese fa ne abbiamo parlato, ovviamente con tutte quelle che sono le Mm. restrizioni del momento, dare il via a una nuova attività non Mm, è facilissimo. Però so che è tutto pronto, allora, pronto, 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 sì, arredato, sistemato, c'è tutto. sì, siamo proprio addirittura d'arrivo. La nostra data, se tutto va bene, dico, sarà i primi di giugno. Quindi ci auspichiamo che diciamo, possiamo presentare il salotto con la nostra idea, quindi fare gli inviti, creare una piccola inaugurazione, tutto quello che era un po' prima del Covid, riadattato a quello che è, diciamo, il quotidiano. La Possiamo speranza è dire di. dove si troverà? Non l'abbiamo ancora Certo, fatto, dove si troverà? certo Eliana, è a Piazza San Carlo, prima di Piazza Rivoluzione, proprio Quindi siamo nel cuore adiacente. di Palermo. Sì, nel cuore del centro storico. È un locale che secondo me può essere per tutti i gusti, perché diciamo ci sono vari stili all'interno di questo salotto. Sicuramente sarà apprezzato da chi ama leggere, da chi ama avere a che fare con tutto quello che è arte. Ci saranno delle esposizioni di alcuni pittori, la presentazione di alcuni libri. Ci sarà anche un angolo dedicato al benessere degli uomini e delle donne. Ci sarà un nutrizionista che ogni 15 giorni verrà, quindi ognuno di noi non è la dieta, ovviamente, di cui io sono, diciamo, esempio. Appartengo alla linea Municurvi, però ci sarà proprio un'esaltazione della persona, ovviamente il tutto circondato da i nostri formaggi siciliani, che è la parte più bella del locale perché li ho scelti io ed è una cosa meravigliosa scegliere le cose da mangiare.
Se hai Eh, bisogno di un assistente, di una spalla in questi casi, Rubina, dico ovviamente non devo neanche ora stare che qui lo a so, dirtelo, ci ora sacrifichiamo, che lo ma anche so, Nicolò dalla regia, Marco, cioè noi Dio compro siciliano, cioè quando c'è da dire sono dobbiamo, cioè, contenta. fa parte dei servizi offerti agli associati al Ah, portale, do una perfetto, ora mano che per lo gli so. assaggi, sì, sì, sì. Allora ti aggiungo anche che abbiamo scelto tutte cantine siciliane, Bravo, tutte. questo siamo orgogliosi di poterlo dire. Questo mi fa molto piacere perché oltre alle cantine siciliane che diciamo sono conosciute ovunque, ci saranno anche alcune siciliane un po' più piccole, però sai, abbiamo piacere anche a portare avanti il piccolo perché noi facciamo parte di quelle piccole imprese che crescono giorno dopo giorno e quindi crediamo nei piccoli progetti con l'augurio e l'auspicio che diventino sempre grandi. Quindi siccome qualcuno ha creduto in noi, è giusto che ricambiamo questa fiducia. È un circolo di fiducia, un circolo virtuoso ed è quello che aiuta veramente ad andare avanti, a portare avanti il nome della nostra Sicilia, la nostra economia, ma soprattutto la nostra voglia di lavorare, di far bene e di far vedere quello che sappiamo fare. Diciamo Esatto. anche qualche messaggio da parte di chi ci sta seguendo e che è sempre fedele di Io Compro Siciliano come John Blandi che ci saluta da New York. Buongiorno a te John, per te prestissimo, per noi ormai siamo già a ora di pranzo, ma vediamo anche Matteo Magro che ci dà il buongiorno e poi Francesca Cuccia che dice noi ci siamo a Munì tutti insieme. Grande Francesca. Ancora Maurizio Tumminia saluta tutti gli amici del Compro Siciliano, noi ricambiamo affettuosamente, insomma, questo Amunì è un'esortazione che oggi nel 2021, dopo questo anno che abbiamo appena vissuto, in cui ci troviamo ancora, serve ancora di più. Sì, lo diciamo ancora con più forza, oggi lo sentiamo più che mai. Prima Amonì era, per noi sorelle una vicissitudine, un qualcosa che ci ha portato ad essere Amonì. Oggi penso che racchiuda i sentimenti di tutti, tutto quello che realmente, quotidianamente affrontiamo, che non è solo la pandemia, ma anche tutto quello che ha comportato la pandemia, sia che possa essere il lavoro per alcuni, sia purtroppo la perdita di un familiare, di un amico che comunque conoscevi. E quindi io penso che l'unica cosa, tra virgolette, sappimi capire, positiva di questa pandemia è che ci debba far essere non più buoni, ma migliori. Poi il buono è soggettivo, ma riuscire a capire che la vita è fatta di cose belle e brutte. Però se tu nel tuo quotidiano, quando pensi che ti sia caduto, diciamo, il mondo addosso, perché ognuno di noi ha il nostro piccolo mondo, riesci a trarre sempre il meglio, a farti sempre forza e andare avanti, lì quello è per noi il concetto di Amonì e non sono frasi retoriche. Mi permetto di dire che ho avuto l'esempio di una grande donna, la nostra donna Amonì, come ce l'ho io, come ce l'avrai tu, come ce l'avrà chiunque. Ed è lì che noi la vita la possiamo rendere migliore, avendo lo scopo di dire oggi è andata così, domani sarà migliore, ma il migliore dipende anche da noi. Quindi Soprattutto da noi, prima quando di noi tutto da abbiamo, noi, poi tutto il esatto, resto intorno dipende anche noi come ci adattiamo, come reagiamo, ma dipende tutto da noi. Tu dicevi trarre qualcosa di buono nonostante tutto quello che è accaduto intorno. Attraverso il web, mettiamo anche Io Compro Siciliano, nasce anche esatto, in questo momento di grande difficoltà, è dato sostegno e continua a darlo a tanti aziende, a tanti imprenditori, a tanti produttori che possono attraverso il nostro gruppo arrivare detto bene. ovunque. Donna Muni arriva oggi in tutta Italia, ti arrivano le chiese dappertutto, è Sì, uscito con un nome che è siciliano al 100%, però esatto. è andato oltre questi confini, per esempio.
però ti devo dire che in fase di pandemia noi non avevamo comunque ancora un sito. Io compro siciliano da amici, poi ci sono, lo sai, passaparola. Io compro siciliano mi ha dato questa possibilità a livello nazionale sicuramente. Dico, sai bene che la pandemia è stata da un giorno all'altro, quindi la piccola azienda di famiglia non era preparata a un sito come magari i grandi, motivo per cui io compro siciliano ci ha permesso di fare questo passaggio senza alcun costo iniziale, perché è anche giusto che occorre dare i meriti, quindi facciamo parte di un gruppo, chiamala famiglia, chiamala come vuoi, però che ci ha permesso di non investire, ma tutt'al più di enfatizzare ancora di più, di far conoscere il nostro prodotto, dicendo agli altri è siciliano. Prima non era così tanto apprezzato, oggi la Sicilia ha quel di più che prima non aveva. Quindi Siamo passati dal Made merito, in Italy, che è storicamente comunque una grande creazione, al Made in esatto, Sicily, e siamo felici se anche noi abbiamo contribuito a dare più valore al Made in Sicily, anche perché posso il no- confermarlo. il nostro orgoglio di essere siciliani, cioè noi penso che ok l'Europa, ok l'Italia, tutto quello che vuoi, ma se mi chiedono di dove sei, io prima di tutto sono siciliana, poi c'è tutto il resto e ogni cosa comunque è una risorsa in più. E allora questo essere siciliani, degli imprenditori del territorio, lo portiamo avanti in questo modo. Io sono felicissima veramente di poter raccontare storie come quelle di Donna Moni, come quella di Rubina Grazie. Vicari che ci ha raccontato quest'oggi, perché questo possa essere un motivo in più quando si deve andare a scegliere una cosa per sé o da regalare a qualcuno di caro, scegliere di partire prima di tutto da noi, dal Made in Sicily. Quindi grazie Rubina Vicari, non vediamo l'ora che apra questo meraviglioso salotto letterario che noi stiamo sognando di Donna Moni, ma nel frattempo continueremo ovviamente a guardare sempre le ultime novità di Donna Moni anche sul nostro marketplace. Grazie Rubina. Grazie a voi, un bacione a tutti. Ciao. E noi abbiamo finito per oggi, il tempo a nostra disposizione, ma ci rivediamo domani con un nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Quando? A mezzogiorno. Ciao!